Parliamo di immigrazione. È stato presentato ieri a Taranto il dossier statistico sul tema proprio dell'immigrazione. Dobbiamo dire che i dati del 2023 del dossier ovviamente si riferiscono all'anno precedente, stimano circa 295 milioni di migranti nel mondo, con la previsione di superare la soglia dei 300 milioni e un abitante della Terra ogni 30. Comunque, per entrare più nel merito e capire quali sono i contenuti e soprattutto rapportarli al nostro territorio, abbiamo in collegamento la ricercatrice del Centro Studi e Ricerche IDOS che si occupa appunto di questo dossier, lei Ginevra De Maio. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Dicevamo, ieri avete presentato i contenuti di questo dossier proprio qui a Taranto. Qual è la situazione nella nostra provincia, più in generale, tra capoluogo e paesi? Allora, chiaramente anche qui a Taranto e in generale nella provincia della Puglia l'immigrazione è diventato un fenomeno ormai stabile. Il sud, diciamo, rappresenta un territorio di arrivo, ma è anche ormai una zona d'Italia dove l'immigrazione è fatta di popolazione stabilmente residente, e se in Puglia in totale gli immigrati residenti sono oltre 135.000, ecco, nella provincia di Taranto abbiamo una presenza di almeno 15.400 residenti. Parliamo di chi appunto è iscritto in anagrafe e quindi ha fatto già un percorso di stabilizzazione. Significa, diciamo, l'11% dell'immigrazione pugliese, che non è la quota più alta. Le presenze maggiori le troviamo in altri capoluoghi, in particolare Bari, Lecce, ma allo stesso tempo è una presenza importante perché si traduce poi nella società. Vuol dire avere studenti nelle scuole, quindi figli di stranieri iscritti nelle classi scolastiche della scuola dell'obbligo, e lavoratori, ad esempio, perché se guardiamo i permessi di soggiorno rilasciati nella provincia di Taranto, appunto il 36% circa è dovuto a motivi di lavoro, e poi abbiamo una quota importante di persone presenti per ragioni familiari, il 22%. La presenza etnica qual è? Se c'è una predominanza? Ma in generale, diciamo, in Puglia, ma questo è avvenuto anche sul territorio nazionale, una delle collettività più numerose è diventata quella romena, a partire, diciamo, dall'anno in cui la Romania è entrata nella Unione Europea, e quindi la libera circolazione ha favorito questo insediamento, e quindi in tutta la Puglia la Romania, ad esempio, è la prima nazionalità rappresentata tra gli stranieri, ma poi c'è anche una presenza importante di albanesi e marocchini. E nel caso appunto poi di Taranto, ma anche di altre province, diciamo che anche soprattutto nella dimensione maschile dei flussi migratori c'è anche una componente proveniente dall'Africa abbastanza numerosa, che evidentemente lavora in settori qui più sviluppati, o comunque che fanno più richiesta di domanda di lavoro, e mi riferisco in particolare all'agricoltura per appunto gli uomini, visto che appunto il 23% dei lavoratori stranieri in Puglia è inserito nel settore agricolo, e nel caso delle donne, diciamo, l'area ampia dei servizi, ma soprattutto del lavoro domestico. Ci sono ancora, purtroppo, nonostante in Italia ormai sono almeno 50 anni che esiste il fenomeno dell'immigrazione, poi delle divisioni di genere e anche per nazionalità nell'inserimento lavorativo un pochino si sono sviluppate delle dinamiche che bloccano in questi inserimenti, in questi percorsi lavorativi di stranieri, anche dopo che vivono in Italia e sul territorio appunto da decenni, perché l'immigrazione non è soltanto quella che vediamo arrivare attraverso gli sbarchi e appunto percorsi pericolosi e spesso drammatici per chiedere asilo, ma è fatta ormai anche di una presenza ordinaria. Il problema è che un po' siamo noi che abbiamo dimenticato questa parte più consistente dell'immigrazione e siamo un pochino portati a identificarla esclusivamente con i flussi appunto che arrivano attraverso il Mediterraneo e
coste terrestri, i confini terrestri per quanto riguarda il nord Italia, dimenticando i diritti che invece dovrebbero essere potenziati anche per chi invece è già arrivato e si è inserito nel nostro territorio. Ecco, a questo proposito, quali scenari prevede? Diciamo che a livello internazionale purtroppo non è un bel periodo, al di là dei conflitti assistiamo nuovamente a delle dichiarazioni, pensiamo a Trump che proprio negli scorsi giorni si ripropone la sua candidatura verso le presidenziali, ha detto una frase aberrante, i migranti in America stanno avvelenando il sangue del nostro paese, cioè da un punto di vista della comunicazione purtroppo si torna a dover raccontare e a dover leggere certe dichiarazioni. Come vede lo scenario di qui ad un futuro medio? E lo scenario non è promettente, come giustamente lei evidenzia, perché purtroppo il tema delle migrazioni è forse uno dei più sfruttati per appunto conquistare consenso elettorale. È una materia che tutto sommato non viene regolata, o comunque viene regolata sempre attraverso strumenti appunto che rimandano all'espulsione, il controllo, l'idea appunto di una invasione, di un problema di sicurezza. Addirittura si parla appunto, Trump ha parlato del sangue avvelenato, ma in Europa noi sentiamo parlare di sovranismo, di sostituzione etnica. Sono concetti pericolosi perché appunto vanno a soffermarsi proprio sulla divisione tra le persone, tra le popolazioni, tra le nazionalità, che è quello che invece in qualche modo alimenta appunto i conflitti, dai grandi conflitti, quelli bellici, poi ai conflitti che possono consumarsi ogni giorno nelle nostre vite, nelle città, appunto dettati dalla non conoscenza dell'altro e da generalizzazioni e astrazioni che però diventano reali nell'immaginario delle persone. Certo. I politici da una parte, i mass media dall'altra, alimentano questo scontro che tutto sommato, perlomeno in Italia, poi nella vita ordinaria non è davvero vissuto, eppure questa narrazione continua ad alimentare quella che è la percezione diffusa e quindi anche i comportamenti poi di ciascuno di noi nella propria vita quotidiana. E dimentichiamo appunto lo scenario di origine. Lei diceva all'inizio 290 milioni di persone oltre che si muovono nel mondo, 108 milioni sono migranti forzati, sono persone costrette da condizioni economiche appunto di guerra, anche ambientali ormai, che le espellono letteralmente dai territori in cui vivono. Di questo non si può continuare a far finta di nulla. Viviamo in una miopia permanente in cui guardiamo soltanto il nostro piccolo orticello. contesto.